Luca Radice, responsabile di relazioni esterne, marketing, anche in causa, Claudio Mostei, direttore di Pannoficio di Bolsi di Smesso, che a sua volta ha generato una decina di persone che sono state andate a casa, persone che lavoravano nel panificio, questo abbiamo anche parlato su un'apposita commissione. Serenella Campana, il direttore generale, di 20.000 euro. Allora, sono tanti esempi di un modo di amministrare che c'è stato in questi anni rispetto al quale occorre trasparenza. Quindi noi entriamo nel merito del tema della cosiddetta scena, per cui c'è un diritto dei genitori secondo il Stato di Torino che deve prevalere anche sulle esigenze richiamate dalla successiva, quindi senza entrare nel merito del tema che deve essere suscitato su cui bisogna riflettere, c'è un'esigenza di trasparenza